Salve, sono Gabriele Rotini, responsabile nazionale di CNA Agroalimentare. Il settore delle gelaterie in Italia è stato colpito dalla pandemia come tanti altri settori ed è un settore che comunque, malgrado questa situazione terribile che continuiamo a vivere e non sappiamo quando poi terminerà effettivamente, comunque ha saputo reagire a questa situazione organizzandosi con altri strumenti come l'asporto, la consegna a domicilio, quindi mantenendo il contatto con il proprio consumatore ancora in maniera più forte rispetto al passato. Come CNA ci siamo impegnati da subito per dare dei sostegni concreti alle imprese, prova ne sia quanto ottenuto nel decreto ristori, dove proprio per le gelaterie è stato previsto una maggiorazione del bonus legato al calo di fatturato pari al 150% di quanto già avuto con il decreto rilancio, e in più se la gelateria è in zona rossa c'è un 50%, quindi come sostegno a uno dei settori strategici e vanto del Made in Italy nel mondo. Le strategie future vedono indubbiamente come l'e-commerce e la consegna a domicilio come gli elementi che possono caratterizzare l'attività e la penetrazione delle nostre gelaterie nel paese. Dobbiamo tornare ad apprezzare il gelato, quindi le cose semplici come entrare in una gelateria. Dobbiamo valorizzare la forza del gelato artigianale italiano, che è quello che è fatto di prodotti del territorio, di una lavorazione saggia che rappresenta al meglio il nostro paese nel mondo. Per il futuro noi abbiamo il 24 marzo la data che rappresenta la giornata europea del gelato artigianale, quindi il 24 marzo 2021 deve essere la data della ripartenza in un periodo, diciamo, che non sia contrassegnato da pandemie come quella che stiamo vivendo.